Un pensiero speciale a tutte le amiche del futsal in ascolto in questo 8 marzo 2025, giornata internazionale della donna. Agli amici diciamo benvenuti al Palarigopiano, dove sta per iniziare Pescara contro Atletico Foligno. Un saluto da parte di Silvia Venditti, ultima giornata prima della sosta nella quale ci vestiremo tutti d'azzurro tifando per un'Italia che punta dritto verso il mondiale, ma anche penultimo turno prima della finalette di Coppa Italia che ci terrà col fiato sospeso fino al 6 aprile. Andiamo subito a leggere gli arbitri dell'incontro, che sono Daniele Flor di Castelfranco Veneto, Antonella Manca di Sassari e Ivo Colangeli di Aprilia al crono. Poi andiamo a leggere le formazioni. Atletico Foligno con mister Battistone, il numero 2 Cecconi, poi capitani Narcisi, Ferroni, Magnini, Sulpizzi, Corboli, Zelli, Castagnoli, Naiara, Baldassarri, Pezzolla, Proietti. Dall'altra parte il Pescara di Amparo con il numero 1 Marica Mascia, poi Aida Sciascio, Coppari, Dincecco, Rozzo, Di Sauro, Manieri, Discaro, Vanelli, Valendino, Tati e Pato. Praticamente un testacoda questo tra le due formazioni. Secondo posto per il Pescara e in zona play-out invece il Foligno, preceduto di due lunghezze dal femminile Molfetta. Una partita quindi importante per entrambe, per il Pescara perché domani c'è anche la sfida importantissima tra Falconara o Casa Falconara e Bitonto e le biancazzurre potrebbero tornare in testa. Invece per le umbre, per avvicinarsi alla salvezza, obiettivo raggiunto in anticipo nella passata stagione. Intanto voglio sottolineare lo striscione dei tifosi del Pescara. Fede, ti siamo vicini. Naturalmente il messaggio è per Federica Belli, colpita dalla perdita del papà. Un abbraccione anche da parte nostra sia alla giocatrice biancazzurra che a tutta la sua famiglia. Tra poco si entrerà in campo con un minuto di riposo. Entra prima l'Atletico Foligno sul cerchio di centrocampo, dall'altra parte arriva anche il Pescara. E quindi un grosso bacio lassù verso Emilio Belli. Concluso il minuto di silenzio, ancora un abbraccione a Federica Belli. Si partirà tra pochissimo, schierate le formazioni in campo. Il primo tocco sarà dell'Atletico Foligno, che parte con Proietti tra i pali, poi Narcisi, Naiara, Zelli e Castagnoli. Dall'altra parte risponde il Pescara invece con Di Sauro tra i pali, poi Coppari sulle fasce Vanelli e Rozzo. Terminali offensivo Rafa Pato. Ultimo sguardo alle panchine. Poi si inizierà davvero con la 20ª giornata della Serie A Fables. Mentre c'è già un anticipo in corso, quello tra CMB e Lazio, appena ripresa a Salandra. 2-2 il risultato. Ci siamo partiti in questo momento con Zelli all'indietro per Naiara, Narcisi, uno schema, va in avanti Castagnoli, salta Coppari, anticipa Di Sauro, il pallone si impenna, primo pericolo corso della difesa del Pescara che si rifugia in calcio d'angolo. Sul pallone Naiara, giocatrice di grandissima esperienza, da 10 anni in Italia, pallone in mezzo, intercettato però da Coppari e allontanato in fallo laterale. Conclusione di Zelli, murata ancora dalla retroguardia bianca-azzurra. Di nuovo Zelli, di nuovo Pato ad ostacolarla. Narcisi all'indietro, mette ordine appoggiandosi su Proietti. Zelli
Pallone alzato, esce bene Di Sauro con entrambe le mani, poi Coppari che può ripartire, va a sfidare Castagnoli in velocità, pallone buttato in avanti, finisce però il campo, copertura perfetta da parte di Beatrice Castagnoli. Pallone ricevuto proprio da lei, allargato per Zelli, tocco di ritorno, poi in avanti ma non c'è nessuno. Trascorsi 43 secondi, Di Sauro per Coppari. Rozzo a sinistra, ancora da Coppari, scende a dare un appoggio Vanelli, pressione di Narcisi, verticalizzazione per Pato, ricomincia ancora da Rozzo. Servita di nuovo centralmente Pato, va a sfidare Naiara. Le due, oltre ad essere avversarie oggi in campo, sono amiche legate da una profonda amicizia nata in Brasile. Giocavano già da piccoline insieme nella stessa squadra, hanno condiviso tantissimi bei momenti insieme, fino alle esperienze in Russia di Pato. Naiara è andata invece in Italia e proprio qui nel bel paese si sono ritrovate le due strade. 1:28 sul cronometro, 0-0. Coppari, Vanelli si fa vedere, il tocco con il mancino ancora per Coppari, che finisce però direttamente in fallo laterale. Viene da un pareggio contro il Verona. L'Atletico Foligno che ha collezionato 10 punti fino a questo momento. Seconda piazza invece per il Pescara, che adesso è in azione con Rozzo che recupera e scarica per Vanelli. Chiede la sfera Pato, Rozzo la sposta sulla pressione di Narcisi. Imbucata centrale, Vanelli la difende al limite dell'area, il tocco per Rozzo che la ciabatta un po', c'è però un tocco indicato dall'arbitro, manca, e quindi calcio d'angolo per il Pescara. 1:57 sul cronometro, perfetta parità. Battuta all'indietro, Rozzo sistema il pallone, lo scarica di nuovo per Coppari. Vanelli in orizzontale per Rozzo, Vanelli di nuovo con calma il Pescara. Pato gira per Rozzo, all'indietro ancora per Pato, altra imbucata, questa volta però sbagliata, troppo distante dai piedi di Vanelli, una delle giocatrici che faranno parte dell'Elite Round, così come appunto Pato e naturalmente Capitan Coppari, capitano azzurro. Naiara in avanti, ancora una volta però nella terra di nessuno, può intervenire Di Sauro. Vanelli da Coppari, dalla metà campo del Foligno urlano senza paura, continua a gestire il possesso il Pescara. Rozzo si ostacola, Vanelli con Coppari, riescono comunque a scambiare le due. Pato si risistema la difesa dell'Atletico Foligno. Vanelli, un po' di spazio per lei, scarico con l'esterno, Rozzo ancora per Pato, scivolata di Naiara che la conosce a memoria. E non inganni l'amicizia, se ne daranno di santa ragione sportivamente parlando, così come hanno fatto in ogni duello nel corso di questi anni qui in Italia. Rozzo, Coppari, bene al centro per Pato, Dincecco appena entrata cerca di mettere in mezzo due volte, la tiene lì però Proietti. Naiara scarica però direttamente in fallo laterale perché non c'è nessuno, chiedeva un movimento in avanti, ha indicato per esattezza Sharonzelli. Coppari, Rozzo sposta ancora per Coppari, la conclusione intercettata da Narcisi, prova a ripartire Castagnoli in velocità, a destra per Naiara, ora Zelli, di prima a cercare Castagnoli. Gli applausi di Battistone, ma il pallone non giunge a destinazione, riparte allora Dincecco contro Narcisi, sfida tra capitani. Rozzo attaccata invece da Castagnoli che non la perde di vista. Coppari, il blocco di Dincecco,
Pallone all'indietro da Rozzo, Pato, movimento sull'esterno a destra per Coppari, scelta invece a sinistra Rozzo, ma con un passaggio sbagliato. Entra Tati, numero 44 sulle spalle, va a prendersi le chiavi della difesa. Da quelle parti c'è Zelli, Proietti ancora da Naiara, viene incontro molto bene il capitano, ora però attaccata da Rozzo, riesce comunque a servire per Zelli, controllo impreciso, cambio effettuato, si siede Pato e entra invece Aida Sciascio, protagonista con una grande prestazione contro una delle sue ex squadre, in particolare la Lazio. Pescara che stava perdendo 3-2 e ha poi ribaltato il match, 4 timbri sul tabellino per Federica Belli. Tati, Sciascio, ancora Tati in avanti, tocca Zelli, pallone che arriva a Dincecco, pulito all'indietro Sciascio con il mancino, Tati sbaglia il controllo, interviene allora Zelli, tornata finalmente a disposizione dopo 2 anni molto difficili a causa di un infortunio, rottura del legamento crociato che ha avuto poi diverse conseguenze. Fino al momento dell'infortunio era capocannoniere nella Serie C, poi tutto il percorso fino al nazionale compiuto proprio con l'Atletico Foligno 5 giugno 2023, quando il club ha conquistato la promozione a Salsomaggiore, una partita combattutissima contro il Pero e vinta ai rigori. Da allora una salvezza conquistata con 3 giornate d'anticipo. Era un'altra salvezza da conquistare, mentre va a calciare Sciascio, ancora una volta è scivolata molto bene Naiara. 5-0-9, altro calcio d'angolo, l'aveva chiesto con un po' troppa veemenza Sciascio e allora mancava a spiegarle che aveva visto. (5-0-9) sempre 0-0. daremo un'occhiata ogni tanto anche a CMB contro Lazio, mentre Tati mette in mezzo Castagnoli, la tocca e Proietti può ripartire con le mani per Naiara, che non può però raggiungere il pallone. Naiara che gioca con il 21 sulle spalle come omaggio a Claudia Cuccu, giocatrice con la quale ha condiviso l'esperienza al futsal femminile Cagliari. Sciascio all'indietro, interviene Narcisi, la butta in fallo laterale, chiamata al cambio Zelli, ma adesso deve rimanere in difesa perché attacca ancora il Pescara. Tati da Rozzo, Dincecco con la solata per Tati, allarga il mancino di Sciascio che finisce però fuori misura. C'è un tocco, effettuato il cambio, esce Zelli, entra Pezzolla. 14:22 da giocare. Tati batte al centro per Sciascio, interviene però Narcisi, occhio alla rapidità del capitano, va Narcisi in mezzo Castagnoli, la conclusione con il destro sull'esterno, non tocca Di Sauro. Dincecco imposta per le sue, Rozzo, altro corridoio centrale servito, poi Dincecco ancora per Tati, scarica per Sciascio che si gira con il destro, terza scivolata efficace da parte di Naiara, la finta di Sciascio, il pallone protetto e la rimessa è ancora del Pescara che ha effettuato un altro cambio, si siede Rozzo, entra invece di nuovo Vanelli. 13:51 da giocare. Sciascio, movimento in mezzo da parte di Vanelli, Dincecco con il destro sul primo palo, controlla con lo sguardo Proietti, chiama lo schema il numero 4, 3 marcature per lei nello scorso anno, quindi brava con le mani sicuramente, ma anche un discreto senso del gol per il portiere. Un altro record che le interessa, il fatto che sia praticamente salita da una Serie D alla Serie A nel giro di un'estate, è stata notata durante un torneo nella città di Terni, poi l'ha chiamata Giorgio Regni che allora era l'Olympus, lei si aspettava una proposta per la squadra Under 19, invece è finita in prima squadra. Vanelli, la conclusione, proprio Proietti che va a fermare tutto.
nel corso dell'intervista in cui racconta questo salto multiplo ha detto: il mio idolo è Marica Mascia, andava più volte a vederla durante gli allenamenti ai tempi della Ternana. In azione Pezzolla, fermata però da Vanelli che riconquista subito il pallone. 12:53. Tati, tanto spazio per Vanelli, difesa completamente scoperta, si è arrabbiato tantissimo Battistone, poi pallone sporcato, arriva in spaccata Proietti. Entrata in campo Baldassarri al posto di Castagnoli. Pezzolla, da Naiara in avanti. Idee un po' confuse per quanto riguarda l'attacco delle Umbre. Sono già 3 volte che il pallone viene buttato in avanti, dove però non c'è nessuno in maglia bianca-azzurra, questi colori sociali del club. Pato a sfidare subito Naiara, ancora Pato, spinta regolare, Coppari sul primo palo, buca la porta, il gol di Ludovica Coppari. Dopo 6 minuti e 42 di gioco, il vantaggio del Pescara a lungo cercato. Quindi cambia il risultato al Palarigopiano. Con la rete di Ludovica Coppari. Aggiornato anche il tabellino. Vanelli, Coppari chiede il pallone, ispiratissima, gira ancora per Pato, il tocco con il tacco letto però bene da Proietti che riparte lunghissimo con le mani, tocca con la testa Naiara, pallone che finisce sul fondo. Coppari, Vanelli, deve fare il massimo oggi il Pescara e poi aspettare l'esito del big match del Palabadiali tra Ocasa, Falconara e Bitonto. In questo momento c'è l'Ocasa lassù sola in vetta, non succedeva da maggio del 2022, mentre il Bitonto ha perso il primato nello scorso turno 4-4 con il CMB. Pescara secondo proprio con il Bitonto a quota 43. Torniamo in cronaca, 11:31 da giocare. Sistema il pallone Baldassarri, Proietti a sinistra per Naiara, ancora Baldassarri che si fa vedere, Naiara in avanti, salta Narcisi, salta anche Vanelli alle sue spalle, entrata in campo Valendino, lotta contro 2, alla fine alla meglio però Naiara. Pezzolla in avanti, Narcisi, tocca bene Vanelli, pallone buono per Coppari che prolunga la sfera, poi il tocco fermato ancora una volta dalla scivolata di Naiara che sta facendo una prova mostruosa lì dietro dalle parti di Proietti. Coppari, Pato all'indietro per Valendino, ora Vanelli che chiama il movimento di Pato tra le linee. Valendino, Coppari contro Pezzolla, la spinta di Pezzolla, va via Coppari, in mezzo a Narcisi con il petto in calcio d'angolo, poi si gira a caricare le sue, il 5 di Naiara al capitano del Foligno. Vanelli da Valendino, Coppari ancora, mette in mezzo, arriva però Pezzolla all'ultimo momento. Coppari di nuovo, fallo laterale per Valendino. Coppari cerca la parallela di Valendino che era rimasta però ferma lì nel traffico. Allora Proietti, Narcisi, Baldassarri attaccata da Vanelli, interviene Pato, ancora lei fino in fondo, prova a saltare Naiara, rimette in mezzo un pallone delizioso per Vanelli, tocco con il mancino che finisce fuori. Un assist perfetto, quello disegnato da Pato, è arrivata con i tempi giusti. Vanelli non ha concluso però verso la porta, fuori di almeno mezzo metro. Narcisi, Pezzolla, scarica ancora con il capitano, non riesce a intervenire Naiara da quelle parti anche
Manelli ha già recuperato il possesso il Pescara. È rientrata in campo Rozzo. Valentino. Rozzo attaccata da Sulpizzi, anche lei appena entrata in campo, recupera bene Baldassarri, torna in difesa Valentino, anche Pato è lì, pallone in mezzo ancora per Baldassarri che cerca di controllare al volo. Valentino con calma, bene da Pato, allarga poi il gioco per Rozzo, taglia tutto il campo dall'altra parte per Coppari, bella azione del Pescara in contropiede, chiuso però proprio da Sulpizzi. Tornata al Foligno dopo diverse stagioni, Coppari si avvicina a Rozzo, scarica ancora per Coppari con il tacco, attaccata da Pezzolla, si torna allora da Rozzo, Coppari, Pato in velocità, butta il pallone in avanti, va a concludere con il mancino, deve uscire Proietti, forza esplosiva, voto 10+ per Rafa Pato. Rozzo ancora per Pato, sbaglia però il controllo, va a riprendersi il pallone, attaccando al momento giusto Pezzola. Valentino imbuca bene per Rozzo che può anche calciare, torna però in copertura sul Pizzi. Pato, velo di Valentino, pallone lasciato a Coppari, taglia di nuovo il campo, crea spazio al centro, triangolazione riuscita tra Rozzo e Coppari, interviene però Baldassarri, Coppari, pallone che rimbalza su Baldassarri, rimessa del Pescara in pieno possesso del campo, la formazione vice capolista della Serie A Fables. Pato in avanti, Rozzo prova a scappare, c'è il blocco irregolare da parte di Baldassarri, la prima chiamata, il primo fallo di questo primo tempo. Chiama a distanza Coppari, tutto pronto per il calcio di punizione, tocco per Rozzo che è lì vicino, la spinta ancora una volta Nayara su Pato, l'avevamo detto se ne daranno di santa ragione, riesce comunque a calciare Pato ma finisce alto. Proietti sul Pizzi, Baldassarri gira per Pezzolla, di prima a cercare il movimento in mezzo di Nayara, Di Sauro per Dincecco, il capitano sulla stessa corsia per Pato, triangolo che si chiude ancora una volta, poi arriva Pezzolla, pallone però già recuperato ancora una volta dal Pescara. Rozzo, lì vicino c'è Pato, si va prima a destra da Coppari, Dincecco in mezzo, di prima per Pato, pallone di ritorno però troppo debole, lo va a riprendere ancora una volta Pato, aggressivo il Pescara, tanta fame. Rozzo, la conclusione tenuta bassa con il destro, deve intervenire Proietti e c'è un altro calcio d'angolo. Al cambio Pezzola rientra Zelli, 7:52 da giocare. Coppari sguardo in mezzo mentre va a sistemare il pallone per la battuta del calcio d'angolo. In area Dincecco, si è staccata Sciascio con il mancino al volo in fallo laterale. Dincecco, pallone che sbuca dalle parti di Baldassarri che prova a ragionare, lo fa bene appoggiandosi su Narcisi. Zelli attaccata però immediatamente da Sciascio, anche un colpo involontario al volto, va subito a chiedere scusa Ida Sciascio. Dincecco, Rozzo, Coppari a sinistra, lei è l'autrice dell'unico gol arrivato fino a questo momento. Ancora Coppari, Rozzo chiama il pallone Sciascio, Coppari chiamata in causa ancora una volta dalle compagne, poi Dincecco per Rozzo, attaccata da Baldassarri, si gira bene però il numero 7 alza la testa, si sgancia alle sue spalle Sciascio che riceve, esce dalla pressione il Pescara. Rozzo in fallo laterale però, mentre Narcisi va ancora a dare la carica alle sue, che sembrano effettivamente un po' perse nel palleggio del Pescara, ma stanno comunque tenendo molto bene in difesa. Tati, Rozzo, la finta, la conclusione, ancora una volta Narcisi, se non c'è lei c'è Nayara.
lavoro straordinario per la 6 e per la 21 della formazione di Battistone. Tati, l'incontro Sciascio con il mancino, cercata ancora Tati, arriva prima sul Pizzi che la butta direttamente sulle tribune del Palarigopiano. Rimessa laterale con Tati. Sciascio, buono il corridoio per Tati che sbaglia però il controllo, si sarebbe trovata sola davanti a Proietti che ora riparte con il lancio lungo, salta Vanelli, bene all'indietro per Di Sauro, ripartita già da Tati, torna in posizione Baldassarri. Vanelli da Sciascio, Vincecco, finta e poi il taglio in avanti, Tati, Sciascio all'indietro, Tati per un attimo ha pensato il passaggio per Vanelli, sola in area di rigore ma c'era da quelle parti Baldassarri, quindi continua il giro palla. Sciascio elegante, Vanelli, pallone recuperato però da Baldassarri in scivolata. Sciascio, intervento ruvido ma pulito e soprattutto provvidenziale perché aveva perso un brutto pallone qui il Pescara e Baldassarri si stava involando verso la porta di Sauro. 5,56. Chiamata la distanza su Sciascio e Vanelli, da quelle parti invece sta per battere la rimessa Zelli. Baldassarri fermata però dalla schiena di Vanelli. Richiama tutta la difesa di Incecco, stavano parlando Vanelli e Sciascio, ma c'è Zelli che sta battendo il calcio d'angolo. Baldassarri sposta il pallone sul mancino, arriva anche alla conclusione ma il pallone era già uscito. Tati, Vincecco contro Narcisi, si rinnova il duello tra capitani. Tati in orizzontale da Vanelli, pressione di Zelli, di Incecco attaccata stavolta da Castagnoli. Tati, le finte su Narcisi, sterzata, pallone servito in maniera ottima per Sciascio, arriva però Baldassarri, trattenuta da Sciascio. Si continua a giocare probabilmente dopo aver dato un fallo cumulativo. Intanto Baldassarri ancora in azione, non passa sull'attacco di Tati. Si lamenta Battistone per la trattenuta, anche Narcisi lì vicino, non viene comunque assegnato alcun fallo. Proietti con i piedi in avanti, non salta Zelli e si ferma Di Sauro. Intanto arriva il time out richiesto dalla panchina del Pescara con Amparo. Cinque minuti e 12 secondi all'intervallo, si riparte con il possesso del Pescara in vantaggio di una rete, quella di Ludovica Coppari dopo 7 minuti e 42 di gioco. Tati, occhiate destra e sinistra, scelta Vanelli, in mezzo soltanto Sciascio controllata da Narcisi. Vincecco, Sciascio gira bene ancora per Vincecco, il tocco di Baldassarri vince il duello. Vincecco, pallone però che è terminato oltre la linea laterale, mentre Vincecco dà un'occhiata all'arbitro facendo vedere la maglia strattonata. L'abbraccio di Baldassarri a chiedere scusa, si riparte. Narcisi per Zelli, buono il suo lavoro, la sponda su Castagnoli e indietro Narcisi. Zelli tenuta sull'out da Vanelli che guadagna anche la rimessa, l'aveva invertita soltanto per
un decimo di secondo manca, che poi ha sorriso chiedendo scusa. Rimessa del Pescara. Tati, Dincecco, centrale ancora per Tati, in verticale Sciascio, Dincecco gira bene a sinistra per Vanelli, la finta su Zelli, Sciascio, pallone lasciato per Vanelli, si ferma Tati, riceve sul mancino e scarica con lo stesso piede per Dincecco, chiusa però da Baldassarri che voleva la rimessa. È tutta biancazzurra. 4:13. Dincecco lascia Sciascio con il mancino addosso a Castagnoli. Pronta a rientrare Rozzo per il Pescara. Dincecco, Sciascio ancora con il mancino sul secondo palo. Tati, il pallone che rimane lì, di nuovo Tati. È rientrata in postazione difensiva Narcisi. Deve ricominciare il Pescara. Dincecco in avanti, pallone letto però da Baldassarri. Zelli non ci arriva per un soffio Vanelli, riparte in velocità Narcisi, centrale per Castagnoli, attaccata però bene da Dincecco. E ora Tati in difesa che cerca di dribblare Baldassarri, ultima a toccare, guadagna quindi la rimessa la numero 44 di casa. Al cambio Vanelli, rientra Valentino. 3:40 sul cronometro prima dell'intervallo. Sciascio da Rozzo, blocco di Sciascio, blocco anche di Valentino. Tati, Rozzo, movimento in area di rigore da parte di Sciascio, pallone scodellato in avanti per Rozzo che si coordina con il mancino al volo sui piedi di Narcisi. 3:23, calcio d'angolo per il Pescara. Arriva come al solito sul pallone Tati, si rialza Naiara, pallone per Rozzo, la tocca per ultimo Pezzolla, deviazione, calcio d'angolo, almeno così sembrava a me. Invece nell'incredulità anche del Pescara viene data la rimessa al Foligno, quindi si continua con Pezzolla. Adesso sì, il pallone viene riconquistato dal Pescara. La deviazione mi sembrava netta, ma l'arbitro ha deciso così. Siamo già dalla parte opposta con Pato, il taglio di Coppari a fare blocco su Narcisi, va via bene Pato tra due, Pato con il destro, arriva però Castagnoli. Chiesto un ultimo tocco da parte di Rozzo, invece questa volta l'arbitro dice che è del Pescara. Coppari, Rozzo carica il destro, pallone schiacciato e troppo largo. Seconda volta che Rozzo cerca di prendere la mira. Castagnoli, tocco corto, Narcisi, ancora Castagnoli da Pezzolla, bene per Castagnoli che sbaglia però il controllo. Pato, spazio per Valentino, va con il destro, doppio passo, la conclusione che finisce però fuori. Proietti, 2:47, vantaggio minimo per il Pescara, che è stato però sempre padrone del campo. Coppari da Rozzo, in avanti ancora per Pato, movimento in mezzo di Rozzo, pallone che sbuca dalle parti di Coppari, girato di prima bene per Valentino, cercata Rozzo in area di rigore, triplo palleggio della numero 7 con eleganza, all'indietro ancora da Coppari, Rozzo di nuovo, salta di netto, Pezzolla va con il destro, palo gol, splendido da parte di Rozzo, raddoppio del Pescara, pezzo d'alta scuola questo, dribbling quasi sul posto, accelerazione, conclusione con il destro, diagonale chirurgico. 17:43, scusate, 2-0 del Pescara. Narcisi in avanti, salta bene Di Sauro sulla testa di Castagnoli e su quella di Coppari. Rozzo in velocità, accarezza il pallone, si ferma con intelligenza, occhiata alle sue spalle. Valentino sbaglia il passaggio a metà tra Rozzo e Coppari, ultimi 2 minuti scarsi di questo primo tempo.
Narcisi, attaccata da Pato, Proietti, si stacca Castagnoli alle spalle di Rozzo, prova a distendere la gamba nel tentativo di aggancio volante, nulla di fatto per Castagnoli. La miglior realizzatrice del Foligno, ex Perugia, 10 reti per lei. Rozzo, che adesso ha raggiunto 14, Federica Belli. Coppari da Rozzo, Valentino si gira, trova però la copertura di Pezzolla. 1,27 rimessa laterale in zona d'attacco per il Pescara, già battuta. Rozzo, dribbling, poi all'indietro Valentino. Coppari in area di rigore, gira all'indietro per Rozzo. Ancora Coppari, Pato in mezzo, bene per Coppari, tanto spazio, trattenuta da Narcisi, buttata a terra, riesce comunque a calciare, un po' obbligata al fallo Narcisi, ma infatti a rialzare Coppari, prende il cartellino giallo inevitabile, ma non era un fallo cattivo, era un fallo obbligato, l'ha speso molto bene direi Narcisi. E adesso il calcio di punizione, dopo l'ottimo lavoro di Ludovica Coppari sul pallone, adesso c'è Sciascio, lì vicino anche Rozzo. Proietti sistema la barriera. Sui pali Tati e Vanelli. Osserva, attenta, in piedi Amparo, parte Rozzo, scarica il destro in rete, ma c'è la copertura da parte di Baldassarri se non sbaglio. Pato, accelerazione della 99, arriva Vanelli, finta su Baldassarri, all'indietro ancora per Pato, prova a scappare via, inseguita da due che sono Pezzola e Baldassarri. Buon lavoro anche da parte di Rozzo che prova a girarsi e poi arriva Naiara. Coppari, 44 secondi al termine del primo tempo. Rozzo, Pato si gira sul mancino, va a concludere, sbilanciata il momento della conclusione. Pescara che ha dato comunque l'impressione di poter accelerare e addormentare il gioco a suo piacimento. Pezzola scarica per Narcisi, un po' troppo all'indietro il pallone. Rozzo da Vanelli, osserva il cronometro, meno di 30 secondi al termine. Coppari, ancora Vanelli con il mancino, perde il contatto con la sfera, va comunque a recuperare anche se la rimessa è di Naiara. Baldassarri a sinistra, è distesa Pezzolla, pallone rimesso al centro per Narcisi che supera la metà campo avversaria e cerca di scambiare con Naiara, pallone che rimbalza su Manca, finito comunque fuori. 9 secondi al termine, tocca a Coppari, evita il calcio d'angolo di Sauro senza problemi. Rozzo, Pato in avanti direttamente in fallo laterale, ma finisce praticamente qui il primo tempo con le reti da parte di Ludovica Coppari e poi Natalia Rozzo, bellissima. La conclusione del raddoppio, arriva quindi la sirena, intervallo dopo i primi 20 minuti del Palarigopiano. A tra pochissimo per la ripresa di Pescara Atletico Foligno.
Torniamo in diretta, secondo tempo tra Pescara e Atletico Foligno, risultato di 2-0, le reti sono state di Coppari e poi di Rozzo per il raddoppio. Minuto 7 e minuto 17 sul cronometro. Sono arrivate qui le marcature del Pescara, mentre è tutto pronto per ripartire. Primo tocco che sarà di Pato per Rozzo. Coppari da Vanelli, ancora Rozzo, spazio per Vanelli, chiuso ora dall'intervento di Narcisi. Allora Rozzo che gira a sinistra da Coppari, attaccata da Castagnoli. Rozzo, Vanelli con il tocco indietro per Rozzo che va a calciare. Copertura efficace da parte di Narcisi, che sbaglia però l'ultimo controllo e regala praticamente la rimessa. Pato, velo di Rozzo, pallone che arriva a Vanelli, intercettato bene da Baldassarri. Ancora Vanelli con il mancino, conclusione violenta che non inquadra la porta per pochi centimetri. Chiama lo schema Proietti. Pescara che ha raccolto le 2 reti nel primo tempo, ma è stata in totale possesso del pallone. Vanelli per Pato che tocca con il ginocchio, insegue il pallone all'indietro ma arriva prima Vanelli, in mezzo Rozzo, scatta a destra Vanelli, dalle retrovie Pato, posizione insolita per lei, e adesso va a prendere spazio in avanti. Coppari, Rozzo gira ancora da Coppari contro Baldassarri. Vanelli al centro da Rozzo. Coppari, Vanelli, Rozzo di nuovo, attende nella metà campo il Foligno, chiuso ogni varco questa volta da Narcisi. Solito 5 con Naiara, altra compagna di duelli in difesa. Coppari da Vanelli, conclusione con il mancino, toccata da Baldassarri e poi fermata da Proietti. Narcisi, Naiara a testa alta, in avanti, insegue il pallone Castagnoli, chiude benissimo, però Rozzo può ripartire mentre torna velocemente in difesa Castagnoli. Coppari va a calciare e trova il tris del Pescara. Ha fatto tutto da sola Ludovica Coppari, conclusione dalla distanza che si è infilata all'angolino. Non la vediamo tante volte tirare, non la vediamo tante volte sul tabellino, una più che altro da lavoro sporco, invece oggi ci delizia con una doppietta. Che arrotonda il punteggio a favore del Pescara sul 3-0. Naiara scatta in avanti Castagnoli, Narcisi, lancio lungo per la numero 16 che arriva ad arpionare il pallone a un'altezza incredibile con la gamba. E ora Narcisi contro Vanelli, in accelerazione il capitano, fermata ancora da Vanelli, riesce comunque a cavarsela con l'aiuto di Baldassarri che sbaglia però a proporre il pallone in avanti. Vanelli con calma. Ricordiamo Foligno a 10 punti, penultimo, ultimo c'è il Lamezia. Zona play-out occupata anche dalla femminile Molfetta, mentre il Pescara deve cercare di conservare questo vantaggio e di certificare la vittoria per tornare lassù almeno per questa sera, in attesa delle gare di domani e soprattutto della gara tra Ocasa Falconara e Bitonto. Benissimo Castagnoli, scivolata sulla conclusione di Rozzo che in diagonale ha fatto molto male al Foligno nel primo tempo. 17-21 da giocare, in mezzo Vanelli e Pato, staccata soltanto Rozzo. Coppari sul pallone, viene incontro Pato, gira, troppo alto però il pallone, calciato dalla numero 99. Sugli spalti anche Butimà e Soldeviglia. Butimà prenderà parte all'Elite Round che si svolgerà a Montesilvano al Palaroma. In palio c'è il pass
per il primo mondiale femminile della storia che si giocherà nelle Filippine dal 21 novembre al 7 dicembre. Un traguardo storico, l'Italia può lottare per raggiungerlo, passano le prime due del girone, l'ostacolo più grande è naturalmente il Portogallo. Partite, ricordiamo, dal 19 al 22 marzo, altro evento da non perdere, sicuramente la Coppa Italia, 4 categorie che si sfidano tra Mola di Bari e Fasano, tutte le finali saranno al Pala Vito Pinto di Mola di Bari. Intanto Pato in accelerazione sul secondo palo, chiude tutto, è spaccata molto bene Proietti, pallone che arriva a Naiara, arriva con i tempi giusti e anche Narcisi, va a calciare con il destro, largo, inoperosa fino a questo momento di Sauro che era sulla traiettoria ma non deve neanche intervenire. Dicevo 4 coccarde da assegnare, quella della Serie A Fables con le campionesse in carica del Bitonto, naturalmente anche il Pescara che vedete ora all'opera, in altre 6 sorelle d'Italia. Sarà una finalette anche per la Serie B, per la prima volta viene provata questa formula e la conclusione dei gironi di qualificazione ci sarà il 16 marzo, nulla è ancora definito. A seguire anche la Final Four Under 19, qui le protagoniste sono note, Audace Verona, poi Bitonto, Cagliari e Lazio. E ci sarà anche la Coppa Italia regionale, quella appunto di Serie C, in corso le semifinali che si svolgeranno il 12 e il 19 marzo. Rozzo, pallone intercettato bene da Zelli, ancora Rozzo che va a sporcarlo, Zelli lo difende, arriva Dincecco da quelle parti, si gira bene Zelli, Naiara, Castagnoli, va da Narcisi, attaccata da Tati, Narcisi, Naiara di prima in avanti, pallone messo giù da Zelli, poi se ne va via all'indietro nel traffico e ricomincia da Proietti, sguardo in avanti, Naiara in area di rigore avversaria, pallone riconquistato però dal Pescara, Sciascio con il mancino all'angolo per il 4-0 del Pescara, la dedica a Federica Belli, indicato il numero 9. Gol di Sciascio per il 4-0, tutto biancazzurro e il pensiero immediato a Federica Belli. Riparte il Foligno. Tati è andata a tagliare il campo per Sciascio che ha fatto segno però che non poteva arrivarci, che avrebbe dovuto avere il turbo. 14:51 i minuti da giocare. Proietti con i piedi, Tati in anticipo su Zelli, Dincecco con il contagiri per Tati, la conclusione poi cercata sul palo più lontano e l'intervento di Proietti. Delizioso il lob disegnato da Dincecco, è arrivata Tati, aggancio perfetto, conclusione fermata però da Proietti. Sciascio dietro per Valentino, la conclusione violenta, bella la combinazione, pallone che finisce fuori ma di pochissimo. Sta tirando con maggior continuità ora il Pescara, Narcisi alle spalle della difesa ma Valentino in chiusura perfetta, quasi no look, è riuscita comunque ad arpionare con il piede e ad alzare la sfera, spedita poi in fallo laterale, sistema Naiara all'indietro. Sciascio recupera in collaborazione con Dincecco che vince il duello su Magnini, appena entrata. Ora Sciascio si districa bene, poi scarica per Valentino, Tati. Ancora una finta su Narcisi che l'aspetta però lì, Sciascio va a puntare Zelli, cerca spazio per il suo mancino, cambia fascia Valentino, Tati. Dincecco porta il pallone all'indietro, arriva Sciascio in appoggio mentre Ampi fa segno a Valentino di tagliare in avanti, pallone però recuperato dal Foligno. Narcisi da Zelli,
Nayara scappa in avanti, Narcisi va a concludere Di Sauro sul primo palo, molto bene, alza il pallone un po' impreparata qui la difesa del Pescara con un taglio alle spalle. Narcisi ha trovato spazio per concludere, attenta Di Sauro, il suo primo intervento nel corso di tutto il match. Zelli d'Incecco sul palo più lontano, prolunga il pallone in fallo laterale credo, o comunque calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo. Zelli riesce a mettere giù, interviene allora Narcisi, scappa via sia D'Incecco che a Valentino, tutto in velocità, poi Tati però padrona dell'area di rigore va a tagliare il campo per Sciascio di prima, bene da D'Incecco che rientra con l'esterno, fermata dalla difesa, ancora D'Incecco, bellissima però l'azione del Pescara in contropiede, si era disteso con rapidità. Tati contro Narcisi, pallone in mezzo, Valentino non può arrivarci, ed era Proietti mentre Ferroni a lasciare il pallone al proprio portiere. Anche Ferroni, così come Narcisi e Magnini, nel 7° anno all'Atletico Foligno, fedeltà assoluta. Narcisi arriva prima D'Incecco, poi Tati all'indietro, inseguita da Ferroni, prova a sterzare, ma scivola e finisce sul cartellone pubblicitario, rialzata direttamente da Ferroni che ora va a battere anche il calcio d'angolo. Valentino all'indietro, ha respinto tutta l'iniziativa del Foligno mentre Sciascio in azione, no look per Vanelli in velocità sotto il 7, Gabi Vanelli, 5-0 del Pescara, arriva anche la firma di Gabi Vanelli. 7-28, nel primo tempo 2 reti, ora già 3, mancano 12 minuti e 30 secondi. Narcisi, Zelli in avanti, in copertura c'è Vanelli e difende l'uscita del pallone, qualche problema per Baldassarri, si ferma sportivamente Vanelli, torna in posizione la numero 22. Si può continuare a giocare con Vanelli al cambio Rozo, al posto di Sciascio entra anche Discaro, numero 11, classe 2005. Proprio lei tocca all'indietro, arriva prima però il tocco di Narcisi, quindi fallo laterale per il Pescara. Rozzo in mezzo, Discaro chiede il pallone con personalità all'indietro, restituito a Tati contro Zelli che era a terra. Narcisi sul duello con Discaro, tocco involontario da parte di Discaro, si è rialzato Narcisi che torna a difendere su Discaro. Tati, ancora Discaro, Tati, Rozzo contro Ferroni, Tati, Vanelli va a sfidare Baldassari, chiama il pallone in mezzo Discaro, ancora Vanelli con il mancino, vola Proietti in calcio d'angolo, rientra sul Pizzi al posto di Ferroni. 11-21, mentre l'arbitro ha qualcosa da dire a Narcisi. Tati per Vanelli che non si aspettava il pallone, un passo indietro per recuperarlo. Rozzo, blocco di Tati su Narcisi, Discaro a sfidare Zelli, allarga bene poi per Vanelli, tanto movimento da parte di Discaro. Tati da Rozzo in mezzo, Vanelli si gira, scarica bene per Discaro, la conclusione da rivedere, ma si è mossa ancora una volta molto bene Discaro, così come Vanelli sul piede perno, e poi lo scarico a sinistra per la numero 11. Baldassarri mette giù con il mancino, attaccata da Tati, riesce a servire bene per Zelli, l'anticipo di Rozzo su Narcisi, pallone ancora del Foligno con Zelli,
in mezzo per Narcisi, chiama il pallone sul Pizzi, Roso in copertura, recupera in maniera piuttosto agevole, poi Vanelli perfeziona l'intervento difensivo, Tati da Roso, non riesce però a saltare sul Pizzi, va a riprendersi il pallone immediatamente Rozo, 10-17, Coppari, Rozo, Vanelli, arriva Coppari per il blocco, libera spazio per Rozo, ancora Vanelli da Discaro, continua il palleggio del Pescara, un po' quello che si è visto nel primo tempo ma con meno reti, tunnel di Rozo sul Pizzi, Rozo, poi l'intervento da parte di Baldassarri dopo l'ennesimo numero di Rozo, in collaborazione con Proietti si rifugia in calcio d'angolo l'Atletico Foligno, se n'era andata via con un pizzico di fortuna in tunnel Natalia Rozo, tocca sul Pizzi, poi Vanelli che gira con il mancino di prima intenzione non lontano dalla porta, scappa in avanti Baldassari, la vede Proietti, con la testa Vanelli in copertura, 5-0 sempre il risultato, 9-41 al termine, occhiata in panchina per Battistone che fa rialzare Naiara, pallone troppo lungo per Sulpizzi, Di Sauro, Discaro sull'otto di sinistra e Dincecco va a dare consigli, Rozo, pallone intercettato da Zelli, Rozo va a chiudere però e rimedia all'errore commesso in precedenza, Baldassarri si avvicina a Zelli, la conclusione in diagonale che passa tra una selva di gambe ma non trova il bersaglio che conta, Di Sauro da Coppari, 9-11 da giocare, Rozo al centro per Discaro, tocco corto per Coppari, si fa vedere Dincecco inseguita da Naiara, Rozo, Dincecco, Rozo, ora Discaro, prova a saltare Zelli che la chiude però mettendo il fisico, poi va a chiedere scusa per la spinta su Discaro, spinta assolutamente regolare, Naiara, fallo laterale battuto a beneficio di Zelli, poi sul Pizzi che prova a girare di prima con il mancino ma sbaglia completamente l'impatto con il pallone, quindi Pescara in attacco a 8:45, sta per entrare anche Pato, calcio d'angolo che verrà battuto da Coppari, Rozo controlla con il ginocchio, poi la conclusione questa volta non all'altezza delle aspettative che sono sempre altissime quando si parla di una fuoriclasse come Natalia Rozo. Rientra Pato e si trova in difesa a controllare Castagnoli, subito l'occhiata con Dincecco che dice invertiamo le posizioni, adesso è Dincecco ad occuparsi di Castagnoli, Proietti sul Pizzi, prova a girare di prima, arriva Pato però, bene per Baldassarri, Castagnoli indietro da Naiara, cercata sul Pizzi e trovata, si gira, mette giù ancora una volta Castagnoli, attaccata anche da Rozo, Baldassarri sul Pizzi, cambia lato, non è però una buona idea, pallone che finisce fuori, 8-17, Coppari, Dincecco con l'esterno a cercare Pato, in anticipo Naiara sul Pizzi, ancora per Naiara che tiene vivo il pallone, lo prolunga poi con l'esterno, non trova però l'appoggio di una compagna, Coppari in avanti da Pato, attaccata da Sulpizzi in maniera irregolare, il 5 tra le due ma c'è calcio di punizione per il Pescara, entrano Sciascio e Vanelli. Sul punto di battuta Rozo, al cambio anche Pato, rientra Tati, 7:52, calcio da fermo che vuole sfruttare al massimo il Pescara di Amparo. Sciascio, la rincorsa con il mancino direttamente in porta,
Chiusura però da parte di Proietti sul Pizzi, in avanti per Pezzolla, in anticipo c'è Tati. Chiamata la distanza sul numero 44 che intercetta il pallone calciato da Sulpizzi, servito poi per Vanelli che prova a girarsi, arriva anche Naiara a recuperare il pallone del Foligno, in avanti per Pezzolla che non riesce a girarsi però sulla pressione di Rozzo. Rientra Dincecco al posto di Tati e Coppari al posto di Vanelli. Dentro anche Pato, completa il quartetto di movimento. Rozzo, Dincecco, da Rozzo. Coppari attaccata da Sulpizzi. Pato sulla stessa corsia per Dincecco, in mezzo Rozzo per Pato contro Naiara, ancora Pato, poi il tocco di Sulpizzi è efficace ma non riesce ad evitare il calcio d'angolo Proietti. Si avvicina a Coppari per il calcio d'angolo. Al centro va Dincecco, si avvicina invece Pato, chiude bene Castagnoli, ancora rimessa per il Pescara. Coppari, pallone per Rozzo, sistema la sfera, calcia con un tiro in diagonale intercettato al centro dell'area di rigore, poi Pezzolla prova ad uscire e arriva Pato a metterle pressione. Pescara ancora in possesso mentre sta per rientrare Alessia Valentino che aveva parlato in settimana dicendo dobbiamo approcciarla con la giusta testa, ragionare, perché quello che abbiamo fatto soprattutto nella seconda parte con la Lazio ed è l'atteggiamento che porta ai 3 punti. Pato, Proietti sul primo palo. Ha ragionato tanto il Pescara, ha spinto quando c'era da spingere e ha trovato 5 gol fino a questo momento, mentre la porta è inviolata. Valentino mette giù, non se l'è sentita di calciare al volo, arriva poi Sulpizzi, Valentino cerca di difendere la sfera, Sulpizzi va via, in contropiede Pezzolla a destra, riceve, va a calciare, Di Sauro chiude tutto, Pezzolla all'indietro, Pato in anticipo su Naiara, poi Dincecco prova ad andare via la numero 21, Castagnoli per Naiara, toccata da Pato, cade giù, c'è un fallo. Sulpizzi al cambio, rientra Narcisi. Ha dato sicuramente un po' di cattiveria agonistica Sulpizzi. Tati. Prova il portiere di movimento, mister Battistone. Che è stato prima allenatore della rappresentativa femminile della Campania, poi approdato alla Woman Napoli in Serie A. E poi il double con l'Irpinia in Serie B, campionato e coppa vinta a Policoro con l'MVP Vecchione che ora gioca nel Cagliari. Naiara gira da Baldassarri, ancora per Naiara, a sinistra da Narcisi. Baldassarri, Tati non ci arriva per un soffio e allora ancora in azione l'Atletico Foligno. La finta di Naiara che va da Baldassarri, prova con il mancino, cercava sul vertice qualcuno, nello specifico Castagnoli, che si era però allargata sulla destra. Dincecco, Pato va a puntare in velocità, salta Narcisi, si ferma, è indietro per Dincecco, il tocco di Pezzolla, chiusura in fallo laterale. 5 minuti e 16. Tutto sotto controllo per il Pescara. Pato, la conclusione, tocca forse Proietti, tiro insidioso, leggermente alto, non c'è alcun tocco perché il pallone viene rimesso in gioco proprio dalla numero 99 del Foligno. Pezzolla riceve, non tocca neanche, c'è la pressione di Dincecco, il recupero immediato del Pescara. Coppari, Tati, ancora da Dincecco, Tati in incontro Dincecco, le fa muro però Narcisi che ora prova ad andarsene in velocità, la spinta di Pato cade a terra Narcisi, a chiedere scusa Pato. Di Sauro lascia Coppari, rimessa laterale. Tati per Vanelli, chi ha chiuso
il parziale che c'è fino a questo momento, il 5-0 con un tocco sotto. Coppari in scivolata Narcisi. Chiusura in calcio d'angolo, 4:35. Vanelli, la più arretrata che riceve. Pato, attaccata da Naiara. Ancora Vanelli. Gira di prima Coppari, Tati contro Castagnoli. Coppari. Pato viene incontro, prova a girarsi, pallone che in qualche modo arriva a Tati, la sterzata, poi con il tacco per Pato. Un'invenzione della numero 44 che riceve gli applausi del Palarigopiano. Coppari in mezzo, pallone però sporcato da Naiara, poi Castagnoli da Pezzolla. Riparte il Foligno con Narcisi. Rimane alto però il Pescara, Narcisi deve liberarsi del pallone, una spinta di Vanelli, questa volta irregolare. Di nuovo portiere di movimento per l'Atletico Foligno, rientra Baldassarri e rientra Dincecco per il Pescara. Narcisi, Pezzola di prima a cercare Castagnoli, passaggio però troppo alto, 3:42. È rientrata Proietti in posizione, Baldassarri aspetta sempre con la maglia del portiere di movimento. Tati da Coppari, passaggio leggermente lungo, chiede scusa comunque Coppari che si era mossa con un attimo di ritardo. Narcisi da Naiara, Baldassarri, power play del Foligno. Naiara scambia ancora con Baldassarri. Narcisi da Baldassarri, solito scambio, poi il taglio per Castagnoli. Pezzola da Baldassarri all'indietro, suolata per Naiara. Narcisi non perde le posizioni, il Pescara continua ad attaccare il Foligno, la finta di Baldassarri chiusa però da Dincecco. Narcisi contro Rozzo, torna all'indietro il capitano, ancora da Naiara. Baldassarri prova il varco per Pezzola, tocca Tati. Rimessa invertita, controfallo a beneficio del Pescara. 2:50 al termine, serie di cambi per Amparo. Rientra Pato, rientra anche Sciascio. Rozzo, Vanelli, bene per Pato, scarico all'indietro, è arrivata però in copertura perfetta Narcisi, pallone poi regalato a Rozzo, la sponda cercata da Pato, leggermente lunga, di Sauro dalla parte opposta per Sciascio. 2:20 da giocare, più 5 del Pescara che non ha praticamente subito tiri in porta, se non un intervento di Sauro su Pezzolla. Rozzo le sfugge via il pallone, Pezzolla scarica per Narcisi, si risistema la difesa del Pescara mentre Naiara riparte da Proietti. Errore in fase di impostazione delle Umbre. Tati al cambio con Rozzo, pallone che scorre via fino ai piedi di Sauro. Tati si allarga Sciascio, si fa vedere Pato. Tati va a cercare proprio Pato, non si chiude però il dai e vai, arriva Narcisi che ha ancora le forze per sprintare sul parquet del Palarigopiano. 1:35, altro fallo conquistato da capitano Narcisi. E rientra con il power play il Foligno, sempre Baldassarri con la solita maglia verde acqua, mentre Tati va a spingere Naiara e prende il cartellino giallo. Ogni voto uguale qua, sempre 18:25, quindi giallo per Tati. Adesso hanno qualcosa da dirsi Sciascio e Naiara.
stata una partita tranquilla fino a questo momento, deve continuare così per i prossimi 95 secondi. Naiara da Baldassarri, chiusa da Dincecco. Naiara, Baldassarri sul vertice per Castagnoli. Chiede maggiore velocità nel giro palla Naiara. Zelli, Narcisi, Baldassarri per Castagnoli in anticipo. Dincecco le ruba però il pallone Baldassarri, va con il mancino sporcato, vola di Sauro. C'era stata una deviazione all'ultimo secondo, è riuscita a correggere la direzione del tuffo di Sauro ed evitare anche il gol della bandiera. Rimane ancora 1 minuto e qualche secondo da giocare. Calcio d'angolo per il Foligno con Baldassarri che riceve, attaccata da Dincecco che le ruba il pallone, inseguita da Baldassarri, ancora Dincecco in velocità, sposta il pallone sul mancino, prolunga con la punta, il tocco di Rozzo con l'esterno, Sciascio che prova a liberarsi della marcatura di Zelli che invece è efficace nel ripiegamento difensivo. 54 secondi al termine. Baldassarri, Narcisi per Naiara, ancora Baldassarri, Narcisi per Naiara, Baldassarri sui 10 metri, si fa sentire Dincecco, poi Baldassarri va a calciare e arriva ancora una volta la numero 5 a fare muro. Baldassarri per Naiara, punta verso la porta avversaria, scarica ancora per Narcisi. 24 secondi, si fa sentire il pubblico del Pescara. Baldassarri gira bene per Castagnoli, attaccata da Coppari, riesce a mettere in mezzo, tocca di Sauro, allontana il pericolo. 15 secondi rimangono da giocare, è già in piedi il pubblico di casa. Baldassarri mette giù, pressione ancora di Dincecco che ruba un altro pallone in anticipo. Narcisi guarda verso la porta, carica il destro che arriva a 5 secondi dal termine, non c'è alcuna deviazione, rientra in porta Proietti, Di Sauro in avanti, Sciascio, scorre il cronometro, 3, 2, 1 e arriva la sirena. Si conclude l'anticipo della 21esima giornata, risultato netto per il Pescara 5-0. Nel primo tempo Coppari e Rozzo, poi ancora Coppari, Sciascio e Vanelli a completare il pokerissimo biancazzurro, quindi Pescara che torna su in vetta alla classifica della Serie A Fables almeno per questa sera. Domani le altre partite da seguire sempre in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Noi vi diamo appuntamento a tra poche ore sempre su questo canale. Grazie per averci seguiti da parte di Silvia Venditti e Massimo Lupacchini alla regia. Un saluto e buona serata, ciao!